Benvenuti, con l'itinerario di Borghi d'Italia siamo giunti a Sanremo in provincia di Imperia. Sanremo è meglio conosciuta come la città dei fiori e del Festival della canzone italiana. Il comune si trova a 15 metri sul livello del mare e conta circa 56.000 abitanti. Al di là delle grandi manifestazioni noi cercheremo di mostrare la Sanremo di tutti i giorni. Non aggiungo altro, a voi Sanremo! Sanremo è una città ovviamente che è conosciuta soprattutto per il festival, per la musica, per il casinò, ma in realtà ci sono degli aspetti all'interno della nostra città che sono, vuol dire, speciali, veramente da visitare. Partiamo dal nostro centro storico, che adesso oltretutto è abbellito ancora di più con tutta l'illuminazione che vuole andare nelle ore serali nuova. C'è Santa Brigida che è stata rifatta, abbiamo investito adesso sul Palazzo delle Rivolte. Poi è nato questo nuovo museo, il museo vuol dire, civico del nostro comunale, il Palazzo Nota, che sono 1600 metri quadrati assolutamente da vedere. Poi ci possiamo, voglio dire, così, passeggiare, andare verso il mare, passando da via Matteotti, Corso Mombello. Abbiamo il Forte di Santa Tecla, che veramente è un qualche cosa di meraviglioso di fronte al nostro mare, al nostro porto, con tutti i nostri pescatori, quello devo dire che è anche un'attività importante. Possiamo non parlare della nostra pista ciclopedonale, cioè 24 km di pista che, voglio dire, non solo a Sanremo ma per tutta la nostra provincia, che hanno messo in sinergia tanti comuni per promuovere un territorio, veramente qualcosa di unico che si affaccia sul mare, ma che da lì si può anche andare verso l'entroterra. Sanremo è una città che offre tantissime cose, come dicevamo è conosciuta per i fiori, indubbiamente, con il nostro mercato dei fiori, è conosciuta per la musica che nasce proprio dal casinò e oggi si affaccia all'Arison, ma ci sono tantissime cose importanti che si affacciano allo sport, al benessere e soprattutto, voglio dire, alla nostra storia, alla nostra cultura. Vi aspettiamo presto qua a Sanremo. Andiamo a conoscere il parroco della Basilica Concattedrale dedicata a San Siro. Ci troviamo nella Basilica Concattedrale di San Siro a Sanremo, che è la chiesa madre di tutte le chiese della nostra città, è la chiesa più antica, è la chiesa attorno alla quale sono cresciute poi le altre comunità cristiane, le altre comunità parrocchiali della città di Sanremo. Risale al secolo XI, lungo il corso dei secoli è stata rimaneggiata a seconda dei gusti artistici,
ma a partire dai primi del Novecento è stata poi ripristinata nel suo stile armonico originale romanico. Resta soltanto la parte dell'altare che non è romanica. La chiesa conserva alcune opere d'arte significative. Il primo che notiamo è il crocifisso sull'altare, un crocifisso del 1750 circa del Maragliano, uno scultore ligneo di Genova molto attivo nelle nostre zone. Ancora più antico è un crocifisso cosiddetto crocifisso nero, che è alla parete destra della chiesa, considerato un crocifisso miracoloso, risale al 1400, apparentemente sembra in bronzo ma è legno scolpito. E abbiamo poi una statua molto venerata della Madonna del Rosario, che risale anch'essa al 1700, opera della scuola del Maragliano già citato, e che per voto cittadino viene portata in processione ogni anno la prima domenica di ottobre. Per quanto riguarda la realtà, diciamo, cristiana, la realtà parrocchiale, abbiamo molto attive in parrocchia alcune associazioni, in modo particolare l'Azione Cattolica. Abbiamo poi una Caritas parrocchiale che noi chiamiamo FAC, Fraterno Aiuto Cristiano, dove un gruppo di volontari accoglie settimanalmente le persone in stato di disagio che hanno bisogno, le ascoltano. La risposta più immediata che si riesce a dare è quella dell'aiuto alimentare o dell'aiuto in vestiario, ma cerchiamo anche di dare altre risposte che emergano dalle persone in stato di necessità. Qui a Sanremo c'è da dire che certo c'è una grande devozione verso la Madonna della Costa che domina dall'alto la nostra città. È una posizione veramente stupenda, da tutta la città si vede questo santuario, che è un santuario anche molto bello, dedicato a un'effigie della Madonna che è incorniciata in modo stupendo sull'altare maggiore e che ogni 15 anni scende in città e sosta nelle principali parrocchie. E in un ristorante caratteristico del centro storico andiamo a degustare alcuni piatti tradizionali del territorio. Ci troviamo nelle cantine sanremesi, l'ultimo baluardo di Sanremo, le famose cantine sanremesi. Abbiamo tutti i nostri prodotti qui sul tavolo, nonché i relativi vini della zona, che andrò ad elencarvi piano piano. Allora, qui troviamo le acciughe, famose acciughe ripiene al forno con le bietoline, e uova, formaggio e mollica di pane. È un'antica ricetta sanremasca. Troviamo poi le nostre focacce, che sono composte dalla famosissima sardenaira. Abbiamo la torta di formaggio, la torta verde, farcita con le trombette, le zucchine e quelle pini, e nonché bietole, una manciatina di riso e una spruzzatina di cipolle. Continuiamo la nostra esperienza con la zuppa di acciughe. Oso parlare anche un attimino in dialetto. Un bagnon d'anciue, anche se sono nato a Iseo, non fa niente, ma mi ritengo un sanremese doc, non sanremasco, sanremese doc. Bagnon di acciughe, dicevo, soffritto, pomodoro, acciughe, un pizzico di qua e là che vai bene, che non si dice, sapori della zona, i suoi crostini, servito con i suoi crostini, caldo ovviamente, tutto caldo. Troviamo poi il coniglio alla sanremasca. Perché alla sanremasca? Perché prima di tutto cucinato con tutti i sapori, maggiorana, origano, olive taggiasche. Procediamo poi in tavola, serviamo sempre cestino del pane con pane comune di Sanremo, pane di Triora, il ridente paesino nella Valle Argentina, la focaccia che facciamo noi, pane che le olive, sempre della monocoltivar taggiasca,
Continuando nella nostra carrellata delle nostre specialità, abbiamo il minestrone di verdure con il pesto, con i fagioli, verdure di stagione, e anche qua oso pronunciarmi in dialetto sanremasco, un minestrone cu pesto. Ci sarebbero anche tanti altri piatti da presentare, ma non abbiamo il tempo. Arriviamo ai nostri dolci. Uno dei nostri dolci, il nostro cavallo di battaglia, una bella briscola, è la torta delizia, farcita con pinoli, uvetta, marmellata e mele. Io solitamente lo chiamo lo strudel sanremasco. Dopo questa breve carrellata e questa spiegazione di tutte le nostre specialità, a me vi aspetto tutti qui a Sanremo, alle cantine sanremesi, a mangiare le cose buone, le nostre specialità. Buona a voi e a Mura! Con l'assessore alla cultura e turismo andiamo a scoprire altre curiosità di Sanremo. La città di Sanremo è universalmente conosciuta come una città dai grandi eventi. Parliamo del Festival di Sanremo piuttosto che del Corso Fiorito, la Milano-Sanremo, tutte le manifestazioni estive, il Premio Tenco, quindi davvero una città a tutto campo dal punto di vista delle manifestazioni, soprattutto musicali, perché chiaramente la tradizione della città si rifà ovviamente alla musica. Davanti però a questa grande tradizione, questo grande impegno del Comune rispetto alle manifestazioni c'è anche un'attività molto importante dal punto di vista culturale e voglio proprio partire da questo Palazzo Nota dove siamo oggi. La città ha aspettato questo recupero per decenni e ora finalmente il Museo Civico è tornato a casa sua. Però ecco, accanto al recupero di Palazzo Nota voglio citare con orgoglio il recupero, ancorché parziale, del Forte di Santa Tecla. Parlo di un forte di metà del 1700 di cui la città si è riappropriata davvero da pochissimo tempo, ma potrei anche citare con lo stesso orgoglio il recupero dell'oratorio dell'ex chiesa di Santa Brigida nella Pigna. Insieme ed intorno alla chiesa di Santa Brigida c'è stato un impegno anche di recupero su tutto il centro storico, sulla nostra Pigna, che davvero è il secondo centro storico della Liguria e ha degli angoli davvero di una bellezza straordinaria. Quindi davvero credo che sia una città che vale la pena conoscere non solo per i motivi per cui è universalmente nota, come si diceva, ma per tanti angoli e per tanti elementi che la faranno sicuramente apprezzare ancora di più. E con padre Denis andiamo a sapere di più sulla chiesa russa ortodossa di Sanremo. La nostra chiesa è stata costruita nel 1913 perché qui c'era grande presenza dei russi che trascorrevano le sue vacanze invernali qui in Riviera Italiana, in Costa Azzurra, e come prima russa che veniva a Sanremo era Maria Alexandrovna, imperatrice, che anche ha dato il suo nome a questa famosa promenade nella nostra città Sanremo, Corsa Imperatrice. E lei ha dato anche in regalo i palmi che ancora presenti qui in nostra città Sanremo. I russi venivano qui e certo che mancava solo la chiesa. Prime celebrazioni erano a Cappella San Nicola, cimitero Foce, e solo all'inizio del secolo XX la comunità voleva costruire la chiesa grazie a una signora, Anna Suhanina, che ha dato voto a Dio per ringraziamento che suo marito è stato guarito da malattia. E lei ha promesso di costruire questa chiesa, ha unito le persone, ha creato un comitato di costruzione, hanno chiesto benedizione da Santo Sinodo in Russia, in San Pietroburgo, hanno ricevuto questa benedizione, hanno raccolto soldi e nel 1913 la chiesa è stata costruita e consacrata e adesso ancora le nostre porte aperte per le visite e per le celebrazioni in lingua italiana e lingua slava.
grazie a Dio che abbiamo cominciato questo restauro, come vedete fuori, perché la chiesa da 100 anni sono problemi che bisogna risolvere e grazie al contributo di persone fedeli della nostra chiesa noi possiamo finire il restauro della chiesa. Sono qui da 8 anni e tutti i miei parrocchiani, anch'io mi sento molto bene, quindi speriamo che Sanremo sempre rimane un punto preferito dei russi in Italia. Sanremo è la città dei fiori e noi ci siamo svegliati alle 5 per seguire l'asta del mercato dei fiori. La parola al direttore. Come tutti i mercoledì, lunedì e venerdì dell'anno, durante la stagione, questa è un po' la nostra attività che in genere in 3/4 d'ora ci consente di vendere un 100.000 euro di prodotto. Questo prodotto, destinato principalmente all'esportazione, è un prodotto che viene acquistato dai commercianti iscritti al mercato, che sono esportatori italiani e importatori stranieri che vengono a comprare a Sanremo un prodotto che si può definire unico. Grazie alle caratteristiche del clima e del terreno si riesce a ottenere, soprattutto sui ranuncoli e sugli anemoni, dei colori, delle pezzature di fiori che non hanno uguali in nessun'altra parte del mondo, ed è per questo che riusciamo ancora a essere Sanremo e essere ancora una buona vetrina per quello che riguarda il fiore reciso. Tenete conto che noi su questa sede qui lavoriamo all'incirca con 6 milioni di fatturato annui per quanto riguarda la vendita di questo tipo di prodotto. Un prodotto che vendiamo noi direttamente come mercato, il produttore diciamo ha cambiato un po' la morfologia del produttore, non viene più di notte sul plateatico, anche se resta ancora qualche scorcio con le proprie ceste per vendere il prodotto, ma conferisce a noi il prodotto al pomeriggio, noi lo selezioniamo, diamo una qualità, lo verifichiamo, lo mettiamo nei secchi, lo mettiamo nei nostri frighi e dopodiché al mattino lo vendiamo con il nostro personale. Questi siamo noi e almeno per quello che abbiamo sicuramente penso che possa essere una cosa interessante venire a vedere Sanremo e vedere magari un'asta, anche se forse l'orario non è dei migliori, per cui forse è meglio che non lo diciamo per lasciare la sorpresa a tutti quelli che verranno a trovarci. Continua il nostro itinerario all'interno del centro storico, andiamo ad ammirare il rinnovato Museo Civico di Sanremo. Il Museo Civico di Sanremo, nella nuova sede di Palazzo Nota, ospita al piano terra l'ingresso con l'ampio bookshop, al primo piano la sezione archeologica con le più antiche testimonianze del territorio a partire dall'epoca preistorica. Al secondo piano la pinacoteca e infine all'ultimo piano l'ampia sala didattica che ospita fino a 30 bambini contemporaneamente con lavagna multimediale e con altri strumenti interattivi. Vorrei soffermarmi sulla pinacoteca. Si comincia dalla prima sala con un bel arazzo di manifattura fiamminga del 1600 che rappresenta il giudizio di Re Salomone, e con un dipinto del genovese Domenico Fiasella ed un bel dipinto ad olio su carta di Maurizio Carrega. Si procede poi con la seconda sala con delle belle opere pittoriche raffiguranti dei paesaggi. Ricordo ad esempio il Cornelio de Wael, quindi questo artista fiammingo con una bella scena di battaglia.
Si procede poi con l'epoca risorgimentale, quindi con il 1800 e con tutti i cimeli garibaldini, e si arriva infine al salone affrescato con gli affreschi che sono in fase di restauro e quindi di recupero. Abbiamo poi la pittura di paesaggio del 1800-1900 in cui spicca un dipinto di Edward Lear raffigurante una veduta di Ese, sino ad arrivare alla sala dedicata all'artista poliedrico Antonio Rubino, che è stato tra i fondatori del Corriere dei Piccoli e per quasi 50 anni ha illustrato, ha realizzato dei bei fumetti per questa importante rivista. Si arriva infine alla sezione contemporanea con i più importanti artisti contemporanei della Liguria, di Ponente, non solo. Penso ad Enzo Maiolino, a Ciaccio Biancheri, Eleonora Siffredi, Elio Lentini, Giannetto Fieschi. Adesso andiamo ad incontrare il pastore della diocesi Ventimiglia-Sanremo. Sanremo nell'antichità, antica città romana, si chiamava Villa Matuzia e difatti i sanremesi o sanremaschi, che dir si voglia, sono anche detti matuziani per questa ragione. Poi naturalmente con l'affermarsi del cristianesimo la città cambiò nome e divenne Sanremo in onore di un santo vescovo che però si chiama Romolo, non è Remo. La dicitura Remo deriva dal dialetto che pronunciando Romolo lo contrae. Sanremo è l'altro polo della diocesi, attualmente quello centrale. Qui abbiamo la concattedrale, la Basilica di San Siro, che è alle mie spalle. Sanremo è diventato baricentrico per la diocesi di Ventimiglia, Sanremo dal 1975, da quando la stessa diocesi nella prima metà dell'Ottocento, a seguito dei vari eventi bellici che hanno riguardato Francia e Italia, aveva perso dei territori che attualmente sono francesi e pertanto Ventimiglia era rimasta esattamente sul confine. A quel tempo la diocesi confinante di Albenga ha ceduto dei territori appunto da Imperia esclusa fino a Bordighera, che allora era la prima città della diocesi di Ventimiglia, e così Sanremo è venuto a costituire geograficamente il centro. È una città tipicamente ligure, il nostro carattere di liguri è un carattere che può sembrare chiuso e di primo acchito così si manifesta, forse un po' più prudente, un po' più lento nell'aprire il cuore e nell'aprire un dialogo, ma quando questo accade il dialogo diventa molto profondo e si sviluppa una bella solidarietà che anche qui a Sanremo abbiamo modo di sperimentare, sia nei confronti delle molteplici situazioni di fragilità e di povertà che purtroppo nel contesto di questa congiuntura economica continuano ad aumentare, sia nei riguardi di quel fenomeno che interessa in modo particolare anche la nostra terra, che è il fenomeno migratorio, e all'interno di questo fenomeno in modo particolare il grande numero di profughi che da noi stazionano con l'intento però di transitare verso la Francia. Il messaggio mio vuole collegarsi a questo clima di festa che in questi giorni investe la città di Sanremo. In realtà la manifestazione ha un carattere più che altro mediatico e quindi travalica prepotentemente e abbondantemente i confini della città.
La città naturalmente accoglie il personale, accoglie gli artisti, accoglie poi tanti turisti che a Sanremo vengono per partecipare al clima di allegria, di festa legato a questa manifestazione. Il mio messaggio è che la festa intanto concorra ad unire veramente le persone, a farle vivere nella gioia, nella fraternità, nella reciproca comprensione, andando anche a sanare quei conflitti, quelle difficoltà, quelle criticità che inevitabilmente vengono fuori da una convivenza sociale e cittadina. Soprattutto mi auguro che il messaggio culturale del Festival di Sanremo, che è e rimane chiaramente una manifestazione leggera di divertimento, e che però saggiamente e adeguatamente condotta, come mi è parso sia stata la conduzione dello scorso anno di Conti, e così penso anche questo anno, possa concorrere anche a un qualche appuntamento di riflessione. In effetti ci sono poi testimonianze, ci sono presenze, talvolta magari anche condite da polemiche. Le polemiche a volte sono anche un po' il sale della manifestazione, ritengo che qualcuna sia indotta naturalmente allo scopo anche di attirare attenzione, e tutto ci sta, ma credo che le presenze, i testi delle canzoni e comunque l'incontro della gente comune e anche della gente che diciamo conta perché ha un'emergenza mediatica possa portare buone risorse di pensiero, spero buoni messaggi e soprattutto buoni stimoli di riflessione. Sanremo va gustata non soltanto nei periodi delle grandi manifestazioni, ma tutti i giorni. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Sanremo in provincia di Imperia. Ciao!